direi che Maurizio Solieri è tanta roba e Vasco Rossi praticamente, e quindi direi che è stata una bella idea questa del Cadel Poggio, di Alberto, di Marco, di portare proprio loro. E adesso si continua con il giro. Certo, sempre al giro, sempre al giro. 9 volte a Cadel Poggio il giro, la strada deve diventare rosa, basta nero. Basta, buona giornata. Un bilancino? Bene. Beh, fino ad ora meglio di così non potrebbe andare. Le persone si stanno seppando già sul muro, qui all'interno di Cadel Poggio la festa continua, special guest dappertutto, diventa ormai più che un incontro, diventa una community ormai di persone che si vogliono trovare qua da noi e fare festa con noi in questa grande occasione che sarà il grande arrivo nelle colline del Prosecco del Giro d'Italia, 18ª tappa, a brevissimo. Ho detto al presidente, perché continuo a chiamarlo presidente Zaia, che ho gli occhi lucidi da disco da Apollo 2000. Il presidente qui per noi ha fatto tantissimo e continua a fare tanto. Viva il presidente! Viva. Alberto diceva che non è più una festa del ciclismo, è veramente diventata una festa della community di tutti quanti, perché trovarsi qui è un grandissimo piacere. Ma allora ti dico, stamattina ho fatto il giro presto perché non ti dico che il nervosismo era a 1000. Immagino. E vedere le associazioni che erano già qua alle 5:30 per cominciare a mettere a posto le cose mi ha dato un'adrenalina, potrei andare avanti fino alla settimana prossima. Dicevo al tuo presidente della Proloco di San Pietro di Feletto che ha citato proprio questo, ed è bello che ci sia questa unione, perché non sempre capita. I campanili non si può dire che siano evidentemente buttati giù tutti, però stiamo lavorando veramente di squadra e credo che anche la gente che viene a San Pietro se ne stia accorgendo, perché obiettivamente stiamo facendo con le associazioni un lavoro eccezionale. Sindaco, io la lascio. Grazie a voi, mi raccomando, buon caldo, e oggi avevamo promesso che avevamo il sole e ragazzi... Io non so, sto sindaco, io non lo capisco. Siamo speciali. Grazie.